Secondo appuntamento con la rassegna culturale Vox Populi, a Udine per parlare di turismo sostenibile, percorsi di fede, storia e attualità, organizzata dal Comitato regionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport, con il sostegno del Comune di Udine e la collaborazione dell'International Committee Romeo e Giulietta in Friuli, dell'Atelier Borella ed Esploreama. Il turismo sostenibile in Friuli, il caso di Giulietta e Romeo. Secondo appuntamento del ciclo di conferenze Vox Populi organizzato in occasione di Udine Estate, e qui abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il dottor Albino Comelli, che è vicepresidente dell'ICRAIF. Una bellissima iniziativa, dottore, legata anche a Giulietta e Romeo, che in realtà per i che sono nati in Friuli c'è una storia, vero? Vero, sì, è una bellissima iniziativa perché finalmente ha il pregio di essere concreta, cioè di avere una prospettiva concreta come quella turistica. Io già quando 20 anni fa ho scritto il libro Giulietta e Romeo, la vera storia in Friuli, che è avvenuta appunto in Piazza Venerio tra i due rami della famiglia Savognan, ho pensato subito, questo posto non deve essere un esercizio di cultura, di storia, di orgoglio anche locale, ma deve essere un luogo di attrazione turistica. Io ho detto anche coniato in questa frase, va bene la cultura, va bene coniarsi di belle cose, belle parole, belle immagini, ma bisogna raccogliere un po' di pane e mangiare. Il pane buono del nostro futuro è il turismo, e quindi la storia di Giulietta Romeo e Verona Dorset potrebbe diventare un grande volano di attrazione turistica, come stiamo facendo vedere oggi. Ecco appunto, nell'incontro di oggi, il succo dell'incontro di oggi. Il succo è questo, che alcune persone come l'Atelier Borella di Manzano, come Maurizio Groli, come anch'io che ho sempre impostato questa prospettiva turistica, ecco, facciamo un piano di come utilizzare questa storia di Giulietta e Romeo in chiave turistica. Ecco, utilizzando ovviamente il grande flusso, soprattutto che dal nord, pensiamo alle piste ciclabili che ci percorrono, io sono in via Pradamano, mi vedo sfilare continuamente file, sembra che una nuova invasione di biciclette, ovviamente corazzate come fanno i tedeschi, e vanno al mare. Ecco, questi qua, dico, se sapessero che c'è Giulietta e Romeo farebbero una piccola sosta. Ecco, Giulietta e Romeo, che in Friuli originariamente si chiamavano Lucina e Luigi, che hanno una storia, che hanno una storia bellissima, e di questa storia, come ricordava prima il dottor Albino Comelli, c'è ha scritto un libro. Certo, che vari libri e vari studi sulla scia di un grande storico, che bisogna conoscere sempre il valore dei padri fondatori, che c'è il più grande storico inglese del Rinascimento veneto, che per primo, dopo 40 anni, lui di Liverpool disse: guardate, arrivando a beneficenza, vi devo dare una delusione, la storia di Giulietta Romeo non è né veronese né veneta, è friulana, e questo lo ammettono anche la famiglia da Porto, che è la parte veneta dei due rami, dei due amanti, Lucina Savognan e Luigi da Porto, in Savognan anche lui perché sua mamma è Elisabetta Savognan. Grazie dottor Comelli. Grazie della sua cortesia, della vostra attività, che io so che dietro di voi, dietro di te, di Pietro, c'è davvero un bel gruppo di giovani che ama la nostra storia e che ci fa onore. Grazie a voi. Grazie a voi, dottor Comelli. Grazie. Secondo appuntamento del ciclo di conferenze Vox Populi, e appuntamento con l'amore, appuntamento con Giulietta e Romeo, appuntamento con i friulani Lucina e Luigino, e appuntamento con la creatività. Qui abbiamo presente uno dei relatori, Francesco Borella, designer, che ci ha da raccontare delle belle cose, perché tra l'altro noi abbiamo visto in apertura 2 sedie meravigliose. Sì. E questo è solo l'inizio, come si dice? Questo è solo l'inizio. Sì.
sera noi presenteremo come un percorso dell'amore che collegherà i luoghi di Giulietta Romeo di Friulani e per arrivare fino a Roma. Quindi un percorso che si estende per circa 350 km, che comprenderà diversi luoghi nell'idea di creare all'interno di questo percorso l'opportunità per i territori di esprimere le proprie necessità. Ecco, abbiamo parlato di percorso per un motivo molto semplice, perché Francesco e Stefano Borella sono due fratelli, sono due designer e hanno creato proprio un percorso, possiamo chiamarlo percorso dell'amore, percorso degli innamorati, un percorso dell'amore, dove praticamente partendo da Tarvisio fino a Verona, toccando tutta una serie di comuni, quindi vengono collegate le due regioni coinvolte da questa nella storia sono coinvolti. Esatto. E i due personaggi erano uno di origine veneta, Luigi da Porto, e uno di origine friulana che era Luigi da Saloniano. Questa loro storia di amore è anche un'occasione per creare un'opportunità per i territori di valorizzare la storia, l'unicità, i servizi, dei prodotti che possono offrire ai turisti. Quindi parlare di un percorso dell'amore unificante è un'occasione anche per creare un turismo sostenibile, lento, un'occasione per dare l'opportunità alla storia e anche ai territori di potersi poi proporre a livello anche internazionale. La storia di Giulietta Romeo è una storia universale, una storia che ha 500 anni, e se vediamo anche il contesto dove qui ci troviamo non è altro che un salotto rinascimentale che i due personaggi vicini a Luigi, i nobili della città, hanno sicuramente visto, e quindi il percorso dell'amore è anche un modo per rivivere attraverso gli occhi dei due innamorati il nostro Friuli e in parte anche il nostro Veneto, che avevano la comunanza della rinascenza del 500 Veneto. Grazie al designer Francesco Borella per essere stato molto esplicativo, e tanti auguri anche per la vostra attività, che sicuramente dà una grande spinta anche al turismo della regione. Allora, dottor Droli, lei all'Università di Udine da anni che si occupa di turismo, di marketing, ma soprattutto di strategie, no? Per arrivare a creare una filiera, unire la cultura al turismo, turismo a 360 gradi. Ecco, allora, per entrare nel merito ti chiedo subito di farci capire perché è difficile esportare il Made in Friuli, cultura e turismo. Il turismo sostenibile in Friuli, il caso di Giulietta e Romeo. Abbiamo qui con noi il dottor Maurizio Droli dell'Università di Udine. Quello che può fare Romeo e Giulietta, se ben utilizzata, è aumentare la visibilità a livello mondiale, non nazionale ma internazionale, su Udine, ed è quello che mi aspetto di vedere nei prossimi mesi, e per il quale potremo iniziare a lavorare, stiamo iniziando a lavorare con comunità. Il secondo motore che può contribuire ad accendere si chiama efficienza, si chiamano flussi di cassa, soldi che girano nelle casse delle imprese del settore, principalmente il settore wedding, il settore matrimoni, ma anche il settore del turismo culturale. I flussi di cassa sono poco poetici, lo so, ma sono le cose che fanno stare in piedi le imprese, e noi vorremmo e cercheremo di controllare, cercheremo di far sì, verificare che questa storia ne porti €1 in più nelle casse delle imprese che già oggi si occupano del core business del turismo, che è il turismo matrimoniale innanzitutto. Poi vedrete qualche numero. Il terzo motore che questa storia può contribuire ad accendere si chiama equità, è un motore importante, riguarda il coinvolgimento della comunità locale, riguarda il coinvolgimento degli studenti dell'Università di Udine, come di quelle di tutte le università che vogliono fare una tesi su Romeo e Giulietta in Friuli, riguarda il coinvolgimento di chi? Delle guide turistiche che vogliono formarsi su questo aspetto, vogliono capire di più,
già ne abbiamo coinvolte più di qualcuna, anche formata grazie al lavoro che abbiamo pubblicato, anche lì autofinanziandoci quasi tutto, anzitutto, di fatto questo è un po' quello che si sta facendo finora. Riguarda il coinvolgimento delle imprese anche del settore artigianale, come le pasticcerie, come il settore della ristorazione, che può dare tantissimo, perché non è solo wedding, ma anche gastronomia. La condividere quello che stiamo facendo c'è sempre stata, sempre ci sarà. Abbiamo autofinanziato uno studio con altre persone, eminenti studiosi dell'associazione Giulietta in Friuli, e questo studio è disponibile a tutti per una discussione, per un approfondimento, per una sua definizione in termini di servizi turistici, anche se sono grazie. Grazie. A lei, grazie.